Il debito pubblico, insomma, è come una categoria che non posso citare su YouTube. Importa fino a un certo punto quanto ce l'hai grosso, dopodiché importa sempre come lo utilizzi. Come ben sappiamo e come ho sottolineato in altri video, i conti pubblici dell'Italia non sono in ordine e soprattutto il nostro debito pubblico è altissimo, è al 132% del nostro PIL. In questo video, abbastanza ambizioso, andremo a capire per quale motivo in determinate condizioni un debito pubblico molto alto non è un problema. Per fare questo video ci ho messo veramente tanto, ho studiato parecchio, sono andato ad approfondire diverse cose, quindi come minimo per questo sforzo vi invito a lasciare like sotto questo video, commentare e magari condividerlo con qualche amico. Partiamo da un fatto. È il 1992 e l'Italia firma il Trattato di Maastricht, famosissimo, nel quale l'Italia si impegna a mettere a posto i propri conti pubblici in vista della creazione della moneta unica, l'euro. Passano gli anni, è il 1997, e firmiamo anche il famosissimo Patto di stabilità e crescita, nel quale ci sono da rispettare degli specifici impegni sia per quanto riguarda l'Italia che per quanto riguarda tutte le altre nazioni europee. Tra questi impegni c'è anche rispettare il rapporto tra debito pubblico e PIL non maggiore del 60%. Ora quindi ho bisogno che fissiate un concetto fondamentale. Che cos'è il debito pubblico? Semplificando, il debito pubblico non è nient'altro che quell'insieme di soldi che lo Stato deve ad altri soggetti, sia che siano cittadini, che istituzioni, soggetti esteri, qualsiasi tipo di debito che lo Stato ha verso terzi. Ora, è come per un cittadino ciò che corrisponde ai propri debiti che ancora non sono stati pagati. Insieme al concetto di debito pubblico, però, bisogna che abbiate presente anche il concetto di PIL, che ho già spiegato in altri video che trovate qui in alto a destra. Il PIL, semplificando, non è nient'altro che l'insieme di tutte le ricchezze guadagnate in un anno dai cittadini di uno Stato. Quindi ora abbiamo tutti gli strumenti necessari a capire che cos'è il rapporto tra debito pubblico e PIL. Non è nient'altro che quella divisione tra quanti debiti abbiamo fatto e quanta ricchezza produciamo durante un anno. Dal 95 in poi ci siamo impegnati a ridurre questo rapporto e qui in alto a sinistra potete vedere se ci siamo riusciti. Come potete ben vedere, nel 1995 questo rapporto era pari al 119,4%. Siamo scesi nel 2017 a 103,9%. Ottimo, direte. Ottimo fin quando non è arrivata la crisi. Infatti nel 2008 la crisi ha colpito tutto il mondo, nessuno escluso. Tuttavia c'è stata una piccola coincidenza temporale. Questa crisi del 2008 si è unita a una crisi dei debiti sovrani, che ha colpito paesi come l'Italia, ma anche come la Grecia e il Portogallo, azzerando di fatto tutti gli sforzi che avevamo fatto negli anni precedenti. Questo ci ha portato ad avere un rapporto tra debito pubblico e PIL maggiore del 130% oggi. Però attenzione, perché questa impennata è dovuta anche al fatto che il nostro PIL si è ridotto negli anni. Quindi attenzione bene che questo rapporto aumenta sia se aumenta il numeratore, quindi se facciamo nuovi debiti, sia se diminuisce il denominatore, quindi se diminuisce il nostro PIL. Il fatto che questa crisi sia stata così impattante è anche uno dei principali problemi del debito pubblico. Nel momento in cui hai un debito pubblico molto alto, le crisi ti devastano. Questo succede perché quando uno Stato si trova in periodi così negativi ha bisogno di spendere tantissimi soldi per far ripartire la propria economia. Altrimenti può innescarsi un circolo vizioso. Ad esempio, se diminuiscono i consumi, diminuisce la domanda e quindi diminuirà la produzione. Se diminuisce la produzione, i datori di lavoro lasceranno a casa un bel po' di lavoratori. Questi lavoratori non avranno uno stipendio e quindi consumeranno di meno ed è un circolo vizioso. La miglior ricetta contro queste situazioni è un intervento forte dello Stato, tramite manovre che si chiamano fiscali espansive. In pratica incentivano i consumi. Cosa significa in soldoni? Significa che lo Stato abbassa le tasse, così i cittadini hanno più soldi in tasca e avendo più soldi in tasca possono spendere di più e quindi far ripartire l'economia. In questi periodi sono necessarie manovre forti, ma per fare manovre forti servono tantissimi soldi e se uno Stato è già molto indebitato, per indebitarsi ancora di più rischia di non riuscire a pagare i propri debiti. E attenzione, rispondete così a chiunque vi dica vabbè, abboniamo i debiti dell'Italia, eccetera. I debiti dell'Italia sono quei soldi che i cittadini hanno prestato all'Italia, magari anche persone estere, però tantissimi cittadini italiani prestano soldi allo Stato tramite i titoli di Stato, quindi non pagare i propri debiti significa non ripagare i cittadini.
I margini di manovra ristretti quindi sono il primo problema di un debito pubblico molto elevato ed è proprio per questo che l'Italia ci mette così tanto ad uscire da una crisi. Infatti non siamo usciti dalla crisi del 2008 e subito ci è arrivata tra capo e collo la crisi del 2020. E come ripaghiamo i nostri debiti? Semplicemente emettendo dei titoli di Stato. In parole povere, emettiamo delle obbligazioni per avere dei soldi subito per pagare i nostri debiti. Se non sapete che cosa sono le obbligazioni, vi invito a vedere il video qui in alto a destra. Questo però è un problema perché emettere obbligazioni costa, emettere titoli di Stato è costoso e soprattutto più debito pubblico hai, più titoli di Stato devi emettere. Ma non solo, perché più debito hai, più vieni percepito come poco sicuro all'esterno dagli investitori e questo significa che per investire nella tua nazione, quindi comprare titoli di Stato, chiederanno dei tassi di interesse molto alti e questo significa ulteriori costi per lo Stato. Direi che fin qui siamo nell'ambito delle cose che potreste aver già sentito nominare, però andiamo al rovescio della medaglia, quello che quasi nessuno sa. Può un paese prosperare nel momento in cui ha un debito pubblico altissimo? Per rispondere a questa domanda prendiamo come esempio il Giappone. Il Giappone ha un debito pubblico di circa il 240% rispetto al PIL. Sono 11.000 miliardi di dollari, non è una cifra indifferente e a questo punto voi vi aspettereste che il Giappone debba pagare dei tassi di interesse realmente enormi sui titoli di Stato. E invece no. Infatti se i titoli di Stato giapponesi a 10 anni rendono lo 0,025%, gli omologhi italiani, sempre a 10 anni, rendono l'1,82%. Questo significa che sotto sotto magari avere un debito pubblico così alto non è necessariamente una condanna. Il debito pubblico insomma è come una categoria che non posso citare su YouTube. Importa fino a un certo punto quanto ce l'hai grosso, dopodiché importa sempre come lo utilizzi. Quindi dopo questa pessima battuta cerchiamo di capire il perché, ma prima vi segnalo che esiste una teoria economica composta da Yevgeny Domar, credo si pronunci così, riguardo il debito pubblico. Detto proprio in soldoni, ha dimostrato che se il PIL continua a crescere costantemente nel tempo, il paese può avere quanti debiti vuole, che quel debito non diventerà mai insostenibile. Quindi cerchiamo di capire perché uno Stato può avere un debito pubblico enorme e non avere problemi. Dobbiamo immaginarci lo Stato come una specie di impresa a sé stante, una enorme impresa. Può ogni anno totalizzare degli utili oppure delle perdite. Semplificando moltissimo possiamo vedere queste perdite o questi utili come la differenza tra entrate e uscite. Ora, le entrate per uno Stato sono generalmente tasse, imposte e cose del genere, mentre le uscite, nel nostro caso specifico, sono molto condizionate dalla spesa pubblica e in parte anche dagli interessi che si devono pagare sulle obbligazioni emesse, quindi sui titoli di Stato. In questa situazione è fondamentale da una parte per lo Stato riuscire sempre a pagare i propri debiti e dall'altra che le entrate siano quantomeno uguali alle uscite. La prima condizione, quella di ripagare il proprio debito, è fortemente condizionata dalla possibilità di farsi finanziare. Un'impresa banalmente fallisce nel momento in cui non si riesce più a far prestare dei soldi per far fronte ai propri debiti. Ve lo insegna benissimo la Parmalat, ho fatto un video a riguardo che vi lascio qui in alto a destra. La Parmalat per decenni aveva dei debiti folli, però riusciva a campare sempre perché riusciva a farsi concedere dei prestiti. La condizione fondamentale per cui un'impresa, così come uno Stato, riesce a sopravvivere è semplicemente quella di avere qualcuno che gli presta del denaro per far fronte ai propri debiti. Finché continua a ricevere del denaro anche in prestito, allora va tutto benissimo, può avere quanto debito vuole. I più attenti di voi adesso faranno un'obiezione. Più sono i debiti, maggiori sono i titoli di Stato che devi emettere e maggiore è il tasso di interesse che devi pagare, quindi maggiori sono i costi. Ora, è esattamente per questo che vi ho detto che lo Stato è più o meno come un'impresa, ha dei costi e dei ricavi, e la differenza tra queste porta a capire quant'è il suo guadagno o quant'è la sua perdita. Come ho detto prima, tra i costi abbiamo sia la spesa pubblica che gli interessi passivi, quindi quanto costa il nostro debito. E questo può essere effettivamente un problema, se il nostro debito costa sempre di più, è un problema. Quindi lo Stato che cosa può fare? Può decidere di ridurre i costi oppure aumentare i ricavi. E che cosa c'è tra i ricavi? Tasse e imposte, chiameremo tutto tasse per comodità. Come arrivano le tasse allo Stato? Tramite i redditi che producono i cittadini.
Se i cittadini aumentano di tanto i propri redditi, allora anche lo Stato aumenterà il suo gettito, quindi quanti soldi riceve. E la somma dei redditi dei cittadini però abbiamo detto che è il PIL. Se il PIL cresce significa che sono cresciuti i redditi dei cittadini, ma se sono cresciuti i redditi dei cittadini significa che arrivano più soldi tramite le tasse. Quindi lo Stato, semplificando, più sono i guadagni dei cittadini, più ci guadagna. E questa è una cosa da far capire a tutte quelle persone che commentano lo Stato ci vuole poveri, vuole il nostro sangue, eccetera, vuole che noi rimaniamo nella povertà. Non è assolutamente vero, lo Stato ci guadagna se voi diventate sempre più ricchi. Quindi se il PIL cresce significa che crescono anche le entrate dello Stato e con queste entrate si possono compensare le uscite che si hanno avute durante quest'anno, quindi la spesa pubblica, i costi per gli interessi passivi, eccetera, eccetera. Si raggiunge il cosiddetto pareggio di bilancio. In condizioni di pareggio di bilancio, nessuno si metterebbe mai a dire che quello Stato potrebbe non ripagare i propri debiti, semplicemente perché ha abbastanza entrate da far fronte alle uscite. E questo significa che lo Stato può indebitarsi quanto vuole, quindi può ricevere finanziamenti in maniera agevole, anche per il lungo periodo. Non c'è assolutamente nessun problema. E quindi se le cose stanno così, come mai siamo in questa situazione? Per il semplice motivo che abbiamo sempre speso negli ultimi anni di più di quanto entrava e questo ha portato il nostro debito ad aumentare di anno in anno vertiginosamente. Solo nel momento in cui le entrate sono pari alle uscite riesci a cristallizzare il debito, a fare in modo che non aumenti più. Proviamo quindi a trarre delle conclusioni da quanto detto finora. Non bisogna per forza avere paura di un debito pubblico molto alto. Quello di cui bisogna aver paura è uno spread molto alto, perché lo spread, ho fatto dei video che trovate qui in alto a destra, indica quanto è più alto il tasso di interesse dell'Italia rispetto ad esempio a quello della Germania e soprattutto indica il fatto che siamo in una situazione in cui è più difficile per noi finanziarci. Ci sono meno persone disposte a prestarci dei soldi e quelle poche persone pretendono dei tassi di interesse molto maggiori. Ve lo ripeto ancora una volta, lo Stato non fallisce nel momento in cui un anno totalizza delle perdite anche grandi. Quest'anno sicuramente avremo delle perdite perché è andato così, c'è stato il coronavirus, eccetera, eccetera. Non fallisce però così uno Stato. Lo Stato fallisce nel momento in cui nessuno gli presta più i soldi per far fronte ai propri debiti. La priorità assoluta di uno Stato è trovare finanziamenti. D'altro canto però deve essere prioritario anche non continuare a totalizzare perdite tutti gli anni, non continuare a spendere di più di quello che abbiamo, non continuare a fare troppi debiti. E questo perché se succede sul lungo termine, gli investitori poi non hanno più fiducia nel nostro Stato e smettono di prestarci soldi ed è proprio lì che lo Stato fallisce. In linea di massima quindi concludo questo video prima del dizionario economico dicendo che un paese può essere anche fortemente indebitato ed essere in una condizione di equilibrio, come ad esempio il Giappone, ma lo può fare solo nel momento in cui raggiunge sempre il pareggio di bilancio. Lo Stato è un ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti.